Qui siamo in quello che si chiamava Tubumanum, cioè la montagna grande, non c'è più, perché è stata rasa al sopra. Quello che c'è qua è il risultato della cava che ha cotto, facendo calce, il Tubumanum. Quindi poi avete una situazione in cui sotto ci sono delle cavità, perché il materiale di rendimento può essere definito, siamo d'accordo. Quindi il pericolo che corre, detto in tutto, è quello di vedere le perdite idriche che sta politica, questo materiale che è un materiale quasi talco, e che lo fanno rifluire in cavità che non necessariamente sono sotto l'edificio. E quindi il pericolo non è che rifluisca sotto, perché sotto ognuno fa i suoi sondaggi, ma che si rifluisca a fianco. A memoria mia, per essere intervenuto, nel forse 92 ci fu un fenomeno sinkhole all'inizio di Viale Merenio, quando la notte un albero, un ficus, andò poco dopo, perché una notte fu trovato completamente sotto quella chioma, su quindi 6 metri, c'era un inghiottitoio che avrà avuto 25 per 60, che si vede fotografato, il volume enorme è andato lì dentro, quindi c'è una cavità che è attiva. Quindi ciò che ci dobbiamo domandare è, prima, vogliamo intervenire dove il pericolo c'è, allora la strada è quella indicata, si passa attraverso la conoscenza precisa delle cavità, perché senza conoscenza precisa delle cavità non si può fare un compito che non si possono fare. Il PAI è uno strumento che serve a salvaguardare il territorio e sui sinkhole la Regione ha deliberato delle linee guida precise nel 2008 a seguito degli eventi dell'8 agosto, che credo che ricordiamo tutti, via Peschiera. Nel marzo del 2008, cioè prima che questo succedesse, noi avevamo individuato un'area sinkhole, che era quella dove poi è successo il fenomeno. L'idea era soltanto quello di segnalare una pericolosità e di avviare delle indagini, non era certo quello che infatti non c'era alcun vincolo e non c'è neanche adesso vincolo. La Regione ha fatto delle linee guida dicendo che per le aree cosiddette di sinkhole, non è vietato costruire, ma bisogna fare delle indagini con delle metodologie che la Regione ha messo precisamente in bianco, non solo nell'otto ma a fianco. Allora ci dobbiamo domandare, queste indagini sono quelle che ha fatto il Comune o bisogna farne altre, primo passaggio? In ogni caso, che siano quelle che ha fatto il Comune o che le debba fare chi fa la costruzione, nulla è vietato. È soltanto una precauzione che impone in queste situazioni di avere dei sondaggi e delle indagini che sono poi, credo, quelle che ha fatto questo Comune, che sono due metodologie, addirittura credo che noi le abbiamo fatte l'una e l'altra. Quindi come Comune di Cagliari non abbiamo messo niente. Abbiamo fatto le indagini che vanno fatte perché si possa costruire, non so se al momento ci siano delle ordinanze che per precauzione ancora impediscono l'attività, ma come PAI, come proposta di PAI, cioè il PAI lo approva l'autorità di bacino, il Comune di Cagliari lo ha deliberato con consiglio e lo approva l'autorità di bacino, che potrà fare tutte le modifiche che ritiene necessarie. Ma noi non abbiamo messo lì, abbiamo fatto l'indagine e ci siamo attenuti e abbiamo limitato la zona sinkhole a quella conosciuta. Non credo che facciamo un buon servizio a nessuno se ci estendiamo all'infinito, perché viviamo fino a 3 metri e non siamo in condizione di controllare una zona così alta.